Buongiorno in diretta con Focus TG. Torniamo a Campo Nogara, dove ieri sera centinaia di persone hanno reso omaggio a Tania Terrin, la 39enne assassinata dal suo ex fidanzato, l'ennesimo femminicidio in Veneto, quindi rabbia e dolore in piazza, e oggi l'autopsia. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sei finestre? Siete in diretta? Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi è una giornata particolare perché nel pomeriggio alle 15 si svolgerà l'autopsia sul corpo di Tania Terrin. Questo per capire che cosa sia accaduto nei dettagli la sera di Ferragosto, in cui Tania è stata uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi è rientrato nella sua abitazione di Dolo e si è tolto la vita. Gli inquirenti hanno anche sequestrato nei giorni scorsi i cellulari sia di Tania che di Keber, per capire che cosa si possano essere detti nelle ultime ore e anche negli ultimi giorni di vita di Tania. Ieri sera però a Campo Nogara c'è stato un momento cui hanno preso parte centinaia di persone, un momento organizzato dall'amministrazione comunale, dal sindaco, dal vice sindaco, in piazza Mazzini, un momento per fare rumore, hanno voluto dire, non per restare in silenzio ma per proseguire soprattutto con l'impegno, far sentire la propria voce, fare rumore e lanciare un chiaro messaggio. Il messaggio è quello che abbiamo sentito soprattutto negli ultimi giorni, che bisogna fare di più, bisogna intervenire, perché quanto si sta facendo, quanto si è fatto finora sta raggiungendo degli obiettivi, dei risultati, ma non ancora a sufficienza, perché le donne continuano a morire per mano dei loro fidanzati, ex fidanzati, compagni o mariti, come è successo nelle ultime settimane in tutta Italia e non ultimo a Campo Nogara con la morte di Tania Terrin. Ieri a Campo Nogara sul posto c'era il collega Filippo Fois, che ha intervistato il sindaco Fusato e che sentiamo in queste parole. La serata di questa sera l'abbiamo convocata per essere corpi assieme, per non essere solo parole scritte sotto un post, ma per essere presenti. E quindi venite avanti, avvicinatevi, ci sono ancora persone che arrivano. Iniziamo perché incomincia anche un po' a gocciolare, quindi approfittiamo di questo momento e della vostra presenza. E allora io vi chiederei, spinti anche dalle campane del nostro campanile, iniziamo a fare rumore per Tania e per le donne che in questi giorni sono state uccise e le tante donne che in questi anni sono state uccise. Facciamo rumore. Facciamo rumore per Tania. Campo Nogara ha raccolto l'invito lanciato dall'amministrazione comunale e, come sentite, i suoi cittadini, ma anche residenti nei comuni vicini, sono arrivati qui e hanno raccolto l'invito che è appena stato lanciato dalla vice sindaco del paese. Stanno facendo un rumore perché la violenza contro le donne rimanga in cima soprattutto all'agenda della politica. C'è molta rabbia qui oggi anche per le varie denunce che erano state fatte dalla povera Tania e che purtroppo non l'hanno messa al riparo dal suo destino. Centinaia le persone presenti in questo momento e sentite che in effetti il rumore è davvero molto forte.
Camponogara ha risposto con il rumore che avevate chiesto per ricordare Tania. Certo, ha risposto, spero che la risposta continui anche nei prossimi giorni. Il paese è molto scosso e c'è anche molta rabbia per quello che è successo. Lo so, ma purtroppo sono cose alle quali non siamo abituati. Ha sconvolto non solo una famiglia, ma ha sconvolto l'intero paese. Senta, com'è nata questa idea di fare rumore per Tania, riprendendo Giulia Cecchettin? Immediatamente, appena siamo venuti a notizia, è diramata la notizia, abbiamo pensato anche noi di essere presenti, di parlare alla gente, anche perché questi fatti non debbano ripetersi. Abbiamo voluto questa sera sottolineare che possono contare su un centro antiviolenza, che possono contare sui servizi sociali comunali, non solo sulle forze armate o sulla polizia che fanno il loro dovere ovviamente, però anche noi siamo a disposizione. Voi state tra l'altro affrontando, ci diceva uno dei suoi assessori, un progetto assieme alla Fondazione Cecchettin. Sì, abbiamo finanziato come comune un intervento sulle scuole medie per educare i nostri ragazzi agli affetti, al rispetto del prossimo, che pensiamo che siano delle doti fondamentali per il futuro, per la loro crescita, specie in quella fascia di età che sono molto vulnerabili. Grazie al sindaco di Camponogara Antonio Fusato. Come vedete è iniziato a piovere anche qui a Camponogara, la gente ha portato gli ombrelli, sono arrivati in tanti, più di 300 persone, è stato fatto rumore da oggi. Ricomincia la vita nel paese con un nuovo impegno, perché certi fatti così drammatici non accadano più. Avete visto centinaia di persone arrivate anche dai comuni limitrofi, da Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo e ovviamente oltre a tante persone anche rappresentanti istituzionali che hanno voluto essere presenti anche loro per fare rumore. Ma sentiamo le voci delle persone che erano lì, del perché hanno voluto essere lì per fare rumore, partendo anche dalla presidente di un'associazione che racconta proprio ai nostri microfoni l'esistenza di una chat, di una comunità di donne di cui faceva parte anche Tania. Una chat che è importante e che è bene evidenziare il fatto che molte donne possono sentirsi appoggiate, oltre che dalle forze dell'ordine, anche da queste associazioni e dai centri antiviolenza, proprio per trovare quella forza e chiudere una porta senza più riaprirla. Mentre ascoltiamo queste voci, io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Tania, mi sono accorta quando ho visto il suo viso, ho detto ma è una persona conosciuta, sono andata a vedere nella community che abbiamo su WhatsApp e Tania faceva parte di questa community. Cos'è la community? Sono donne semplicissime che fra di loro si mettono d'accordo ed escono magari per una pizza, per un caffè e magari trovano quell'amica dove possono confidarsi. Ecco, sono andata a vedere se Tania ci aveva magari contattato per parlare dei suoi problemi, ma le chat ovviamente sono sparite. Quello che possiamo fare noi, siamo una piccola associazione nel territorio, è quello di invitare le donne a denunciare, di fare affidamento ai centri antiviolenza, che Venezia è importantissimo, uno dei primi centri antiviolenza, o il centro antiviolenza di Padova, o i servizi sociali, o semplicemente 1522, chiamare il numero. Qua bisogna farsi sentire, perché dal mio punto di vista lo Stato non ci difende. Io sono spesso alle Canarie, dove ho visto episodi simili, dove veramente la persona che subisce violenza viene seguita a livello psicologico, la persona subisce immediatamente il processo. Qui abbiamo fatto 7 denunce e siamo al punto di prima. È una cosa molto triste, insomma, non è giusto così, dopo 7-8 volte che non dovrebbe succedere queste cose, sì. Sono arrabbiata anch'io, sì. La mia è una testimonianza di solidarietà per tutte le ragazze, per tutte le donne che in questo periodo, insomma, stanno subendo, secondo me, la reazione degli uomini che, venendo da una mentalità
antica, diciamola antica, non accettano di ricevere rifiuti. C'è tanta gente che vorrebbe dire la propria opinione contro questa situazione di femminicidi, ce n'è tanta, ce n'è molta. Dichiarazioni raccolte ieri sera da Filippo Fois, il collegamento era con Ilaria Marchiori e Francesca Pezzo per la parte tecnica. Oggi in regia ci sono Edoardo Paris e Tommaso Nigot. Parliamo ancora di violenza contro le donne e di un vademecum pubblicato dalla Fondazione Cecchettin intitolato "Non è amore se ti fa stare male". Non è amore se ti fa stare male, breve guida alle relazioni sane. È un disegno di Giulia Cecchettin, un vaso pieno di fiori, con quel carattere stilizzato ma caldo che racconta la sua persona, la copertina di un vademecum che la fondazione che porta il suo nome, creata da Papagino e dei fratelli Elena e Davide, affida alle donne, ma anche agli uomini. Capire, prevenire, intervenire, i verbi che devono guidare i radar per comprendere quando una relazione è tossica. 24 pagine che diventano tanto più significative dopo che alla lunga lista di femminicidi si è aggiunto anche quello di Tania Terrin, uccisa a 39 anni a Camponogara dall'ex compagno. Consigli diretti e un elenco semplice di campanelli d'allarme come ti dice come dovresti vestirti, truccarti o come comportarti, o controlla il telefono, i tuoi social, o ancora controlla il tuo denaro. Inviti alla riflessione e all'azione, perché ricordiamolo ancora una volta a tutte le donne, bisogna chiedere aiuto a un'amica, un amico, alla famiglia. Il 1522 è un numero nazionale antiviolenza attivo 24 ore su 24. Un invito che si estende a tutti. Nessuno deve assistere a un episodio di violenza o molestia e girarsi dall'altra parte, perché lì deve entrare in gioco il metodo delle 5D, con una serie di azioni semplici per diventare testimoni attivi e solidali. La violenza di genere non si vince da soli, ma costruendo comunità sicure, conclude la guida, perché ogni intervento consapevole contribuisce a creare spazi più sicuri e rispettosi per tutte e tutti. Servizio di Chiara Gaiani, ne abbiamo parlato ieri sera ovviamente a Focus, tra gli ospiti il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta. Sentiamo cosa ha detto. Sarebbe andata. Quello che va detto alle donne io ho una figlia di 15 anni e glielo insegno ormai da qualche anno, è che il maschio ha un'aggressività esplosiva, non ha un'aggressività mediata da relazioni, da rapporti, spesso ha un'autocommiserazione non appena supera quella fase o dove si sente minacciato e chiede scusa. Il tema è chiede scusa, la debolezza chiara è chiede scusa, prima aggredisce e poi chiede scusa. Bene, donne, dovete sapere che l'ipotalamo maschile è diverso da quello femminile, studiamolo, perché l'ipotalamo del maschio produce in modo differenziato l'ormone dell'aggressività e quello dell'amore. Quando un uomo aggredisce non ama, quando un uomo ama non aggredisce. Mentre per la donna produce entrambi gli ormoni contemporaneamente, perché deve amare il proprio figlio e proteggerlo con aggressività da chiunque lo minacci. La mente è diversa. Insegnate alle vostre figlie che quando un uomo ritorna a casa sulla via di Damasco non si è convertito, lo fa per interesse personale e non ha più nessuna connessione con l'amore e il sentimento. Il maschio è così. Il maschio ha un'origine fisiologica diversa dalla donna. Ha degli istinti primari, un'aggressività in situazioni estreme che non è neanche paragonabile. Poi che cosa succede? Chiamo le forze dell'ordine, non c'è il tempo. Il più delle volte, in questo caso c'è stato il tempo, ci sono state una situazione, ma molte volte non c'è nemmeno il tempo. E poi c'è l'atteggiamento della minaccia diretta. Se chiami, se denunci, affronto te e i tuoi familiari. È una dinamica diffusa, è una dinamica che io sento costantemente raccontare all'interno della terapia. Però dobbiamo ricordare una cosa, il professionista, come il sottoscritto e come i professionisti nell'ambito pubblico, hanno l'obbligo, non solo deontologico, di segnalare le aggressioni, come l'uso degli stupefacenti e delle sostanze.
Quindi quando avete il dubbio, non volete esporvi, andate presso i centri, andate presso i servizi sociali, andate presso le strutture preposte, poi saranno loro ad agire. Certo. Così il dottor Mirko Casteller ieri sera a Focus, e parliamo ancora di violenza in qualche modo, perché ore di panico per delle ragazze trevigiane che si trovavano a Nizza, sono state molestate da un vicino che dava in escandescenze. Andiamo in diretta da Marta Zatta con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Marta. Sì, direttore, buongiorno e buongiorno anche ai nostri telespettatori. È stato un vero e proprio viaggio di maturità da incubo per Beatrice e le sue 4 amiche, perché una sera, mentre stavano preparando per andare in discoteca, è successo veramente il panico. Beatrice, ti va di raccontarci cosa è successo? Certo, allora era l'ultimo giorno del nostro viaggio maturità. Dopo aver fatto una visita alla città di Monaco, rincasando abbiamo passato il pomeriggio in appartamento, quindi eravamo in procinto di prepararci per andare in discoteca. Verso le 11:30 di notte sentiamo un brutto suono provenire all'esterno del nostro appartamento, come se qualcuno stesse cercando di entrare all'interno. Io e la mia amica inizialmente ci spaventiamo, però non eravamo poi così tanto preoccupate perché credevamo fosse uno scherzo delle altre nostre amiche. Sentiamo un secondo cercare di buttare giù la porta, al che ci rechiamo nella camera delle nostre amiche tramite il balcone che comunicava con la camera delle nostre amiche. Ci guardiamo tutte e 5 e pensavamo che fosse uno scherzo da ambe le parti. Però sentiamo nuovamente qualcuno che stava cercando di entrare all'interno del nostro appartamento e lì in quel momento ci rendiamo conto che non era uno scherzo da parte nostra. Bussava quest'uomo, bussava alla porta sempre più insistentemente, cioè voleva entrare, vi ha anche lasciato un biglietto sulla porta. Esattamente, proprio non era il classico bussare, era proprio un cercare di entrare, un buttare giù la porta. Fortunatamente comunque noi avevamo un portone blindato, però la sicurezza non è mai abbastanza. Cosa avete provato in quei momenti? Tanta paura. Io e tutte le altre nostre amiche credevamo quella sera di non tornare più a casa, perché era veramente una situazione preoccupante e molto difficile, perché 5 ragazze di 19 anni in quel momento non ragionavamo in modo lucido, ci stavamo facendo prendere dalle emozioni e infatti avevamo anche chiamato i nostri genitori per capire cosa meglio fare. E tra l'altro la cosa grave è che voi avete chiamato anche i soccorsi, ma siete rimasti barricati in casa per ore perché non arrivavano? Esattamente, noi la prima chiamata è stata verso mezzanotte, 11:40 mezzanotte, e chiamando il 112, ma nessuno aveva risposto, anzi nessuna pattuglia era arrivata, perché ci avevano detto che semplicemente non avevano capito quello che noi stavamo dicendo, perché non capivano l'inglese. Quindi la seconda chiamata con il 112 è stata tra noi e una traduttrice che traduceva dall'inglese al francese. Fortunatamente però dopo diverse ore sono arrivati e voi avete detto no basta, torniamo a casa adesso. Sì, i soccorsi sono arrivati dopo 4 ore, abbiamo chiamato veramente tutti i soccorsi possibili, 112, 115 contro la violenza sulle donne, l'ambasciata italiana, francese, il consolato, i pompieri, ma nessuno ci aveva risposto. E infatti questa persona ci aveva anche lasciato appunto un fogliettino esternamente che occultava il nostro spioncino dell'appartamento, così che noi non potessimo vedere esternamente. Cosa vi rimane di quella bruttissima serata adesso? Tanta paura, tante di noi il giorno dopo hanno anche sognato di nuovo questa scena. Io anche quella sera ho avuto tante sensazioni negative, quindi sì, diciamo che è rimasto un po' impresso in ognuna di noi. Fortunatamente dopo però siete arrivate a casa sane e salve, il trauma sicuramente rimane, ma grazie a Beatrice per averci raccontato veramente questo brutto episodio, un viaggio di maturità che veramente si è tramutato in un incubo. Direttore, per il momento con Beatrice è tutto, a lei di nuovo la linea. Grazie a Marta Zatta, Nicoletta Rizzetto. Adesso vediamo un caso ancora da chiarire.
che è quello di una ragazza che è stata, sostiene di essere stata aggredita da giovani, probabilmente dopo essere stata drogata. È ancora un giallo da chiarire e l'inchiesta sta procedendo, vediamo se ci sono delle novità rilevanti. Sentiamo. Si stanno visionando le telecamere di sicurezza della zona, gli agenti della polizia locale stanno parlando con gli amici, con i titolari dei locali per cercare di ricostruire la serata della 14enne soccorsa vicino alla spiaggia a Duna Verde. Era in stato confusionale, le parole che hanno fatto scattare l'allarme: mi hanno drogata. La ragazzina aveva trascorso la serata assieme ad alcuni amici, poi, secondo il suo racconto, avrebbe avuto un blackout, non ricorderebbe nulla per un periodo limitato di tempo. La ragazzina, residente nell'Interland di Treviso, è stata portata dalla madre in ospedale per accertamenti. 2 giovani lavoratori stagionali sarebbero stati portati nella sede della polizia locale per essere ascoltati come persone informate dei fatti. Molti gli aspetti ancora da chiarire. Solo gli accertamenti medici e tossicologici sulla 14enne potranno far luce sulla vicenda. Lo sgomento dei commercianti e dei cittadini. Nella pagina Facebook dell'Associazione Proprietari Duna Verde, attraverso un post hanno voluto dimostrare tutta la vicinanza alla giovanissima e alla famiglia. Poi hanno lanciato un appello ai ragazzi: non abbiate paura, si legge, di segnalare ai vostri genitori persone, comportamenti o atteggiamenti sospetti, in modo che eventualmente possano essere avvisate le forze dell'ordine. Segnalare, concludono, non significa accusare, ma contribuire alla sicurezza di tutti. Di questo episodio è stata informata la Procura della Repubblica di Pordenone, che ha raccolto tutta la documentazione. Siamo preoccupati, spiega il sindaco di Caorle, Marco Sarto, ma attendiamo gli esiti delle indagini. Certo è che se fosse confermata questa terribile vicenda sarebbe un fatto gravissimo mai accaduto nel nostro territorio. Servizio di Daniela Sizia. È un appello social rivolto da una negoziante che attraverso le telecamere ha visto una donna rubarle un vestito, tra l'altro sotto gli occhi della figlia. Ci racconta tutto Valentina Visentin con Cristian Rocche Allende. A te Valentina. Sì, siamo con Eleonora Faccin, titolare di un negozio di abbigliamento per bambini in centro ad Abano Terme, protagonista di una storia che insomma lei ha voluto raccontare attraverso i social. Quanto è accaduto martedì sera all'interno del suo negozio, dove una donna è entrata e davanti agli occhi della figlia ha rubato un vestito e poi è uscita. Da qui la decisione di Eleonora di raccontare tutto sui social, prima per sensibilizzare la ladra a restituire quanto rubato, ma poi per dare anche un messaggio, perché non è tanto il furto in sé che l'ha turbata quanto le modalità. Sì, perché diciamo che di furti ne possono capitare insomma nell'arco dell'anno, però questo mi ha toccato di più perché essendo mamma penso, tu mamma fare un atto del genere davanti a tua figlia, che cosa gli insegni? Molto probabilmente gli stava insegnando, nel senso col senno di poi. Però la cosa che dà più fastidio, più che ovvio che il furto dà sempre fastidio, perché comunque ti portano via un capo, un pezzo che comunque è il tuo guadagno alla fine quando l'hai venduto. Le nostre realtà sono delle realtà piccole che hanno bisogno comunque di tutti i sacrifici per poter stare in piedi e la signora ha contribuito a togliere quel pezzo da portare dentro al cassetto. E l'ha fatto davanti agli occhi agli occhi della bambina. È stata, vedendo le telecamere, subito dopo, insomma, praticamente la signora ha sfilato il vestito dall'appendino, si è nascosta qua dove c'eravamo noi. Prima c'era una struttura che ho pensato benissimo di eliminare immediatamente per non dare più modo a nessun altro di farlo. Si è nascosta, ha staccato il cartellino, l'ha buttato a terra e si è infilata il vestito dentro la borsa. In quel frangente che lei stava infilando, in negozio con me c'era mio figlio di 14 anni che stava uscendo dal magazzino. Ovviamente è venuto per farmi compagnia e quindi non ha l'occhio di stare lì a guardare il cliente. Lui si è sentito mortificato
mortificato perché dice mamma, e anche un po' insomma incredulo, perché dice mamma, ma come ha fatto questa signora a rubare il vestito? Cioè io gli sono passato in fianco nel momento in cui stava mettendo dentro la borsa il vestito. E io ovviamente l'ho cercato di rassicurare, a dire Stefano, queste cose succedono purtroppo nella società d'oggi, penso anche molto spesso. Tra le altre cose il negozio è videosorvegliato, ci sono le insegne che lo descrivono molto bene, ma questa signora l'ha fatto lo stesso, da cui tu hai deciso di fare un appello attraverso i social per chiedere di restituire. Passate 24 ore avresti fatto denuncia e purtroppo la denuncia l'hai dovuta fare. L'ho dovuta fare. La mia intenzione di quello sfogo tra virgolette nel video è stato semplicemente per tirar fuori quella rabbia, quella frustrazione che avevo di ciò che mi era capitato. Non avrei mai pensato di arrivare ad avere così tanto supporto nei messaggi, nei colleghi. Avrei voluto evitare di fare la denuncia, perché comunque è tutto un iter che anche come mamma, anche se la signora ha fatto un atto che non doveva fare, io la mia buona volontà l'ho messa. Ho detto magari si è pentita, ti do la possibilità di riportarmelo. Ieri ovviamente non sono andata il giorno, ieri mattina, perché ora che ho sistemato i miei figli e aperto il negozio, sono andata ieri in pausa pranzo. Ovviamente la denuncia servirà a quello che servirà, perché ovvio non l'ho fatta con l'intenzione di riavere l'importo che mi è stato sottratto dal cassetto con la perdita e non la vendita di quel vestito, ma più perché se la signora dovesse ripetere questo atto, almeno i carabinieri possono, insomma, la signora è segnalata, se riusciranno a trovarla. Grazie a Valentina Visentin. Ancora donne vittime di un'aggressione, in questo caso madre e figlia che sono state assaltate da due malviventi che hanno rubato la collana d'oro alla donna e sputato contro la figlia. Un'aggressione vile e violenta in pieno giorno al cimitero di Oderzo. Era circa mezzogiorno quando due uomini hanno sorpreso una donna e la madre anziana intente a far visita ai propri cari. I due si sono avvicinati alle loro spalle, riuscendo a strappare e rubare una collana d'oro dal collo della figlia. Per difendere la madre anziana, la figlia ha affrontato i due malviventi, allontanandoli a colpi di annaffiatoio e borsate. Durante la concitazione, i due hanno reagito con insulti e addirittura sputando contro la donna prima di allontanarsi. Mi spiace per questa persona anziana, che io non voglio neanche immaginare quanta paura abbia preso, però ragazzi, a me è successo anni fa di essere derubata, sì, però il mio caso era diverso, sono venuta proprio un attimo, mi hanno portato via la borsa. Sempre al cimitero? Sì, era qua davanti poi tra l'altro. Finché abbiamo questa gente così, purtroppo noi qui a Oderzo ne abbiamo tanti. Non si può vivere così. Sono delle situazioni che succedono qua in zona. Sì. Anche noi abbiamo avuto un furto l'altro anno a gennaio, quindi purtroppo succede. Immediato l'intervento della polizia locale. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, i militari sono ora al lavoro per risalire all'identità degli aggressori. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra le persone che frequentano quotidianamente il cimitero, soprattutto per le modalità dell'aggressione. Per questo chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine. Mi rattrista, mi rammarica, perché non ci si sente più sicuri. Perché poi una persona anziana, vabbè, era accompagnata, quindi da un'adulta, io posso capire perché a me è successo ancora, però ti lascia un certo che... Speriamo che aumenti il controllo da parte delle forze dell'ordine, da parte della polizia locale. Se ci confrontiamo con dei paesi limitrofi, Oderzo mi sembra che sia abbastanza vivibile, no? Certamente gradiremo di più magari un controllo da parte della polizia urbana in certe zone, non solo fermarsi a far multe per far cassa. Questo qua secondo me penso di esprimere il pensiero di tanta gente. Una volta il carcere doveva essere duro
e uno che ci andava dentro ci stava. Oggi non c'è più questo sistema, oggi c'è il buonismo assoluto e le conseguenze ci sono. Vediamo dalla prima pagina del Gazzettino alcune notizie. Vediamo a Bassano del Grappa un paziente dà incandescenze durante la visita e prende a pugni il medico. L'aggressione all'ospedale San Bassiano. E poi esplode la bomba a Caorle mentre lavora in garage. Giovanni Gusso, ex pescatore, muore a 58 anni, vedremo i particolari più avanti. E una tragedia a Padova, Alessandro muore a 6 anni tra le braccia di mamma e papà, il piccolo stroncato dal tumore al cervello, domani l'ultimo saluto. Si stringe il cerchio delle indagini per individuare gli aggressori di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo picchiato a Barcellona insieme ad altri amici. Dalle immagini delle telecamere gli inquirenti spagnoli avrebbero identificato alcuni dei responsabili. Intanto la comunità si è stretta alla famiglia del ragazzo. Per il momento no, vediamo, speriamo, almeno adesso. È l'abbraccio di un'intera comunità, quello arrivato dal campo dell'Asolo Rugby Club a Nicola Maggiotto, 21enne ancora ricoverato all'ospedale del Mar a Barcellona dopo la brutale aggressione fuori da un locale lo scorso mercoledì. Oltre 300 fiaccole hanno illuminato proprio quel campo dove Nicola ha trascorso gran parte della sua vita, giocando a rugby e condividendo anni di sport con i suoi amici. E proprio loro, assieme a conoscenti e tanti compaesani, si sono ritrovati per far sentire la propria vicinanza al 21enne e alla sua famiglia, che ora dopo ora gli rimane accanto in questa lotta per la vita. Un incontro per dare un segnale di speranza nel momento più difficile. Vuol dire tanto vedere tutte queste persone che sono qui per Nicola, ma è un bel segno, dai. Speriamo che lui lo possa percepire questa gente, il calore di questa gente che gli è attorno e si rimetta il prima possibile. Grande emozione durante il collegamento con l'ospedale catalano, dove mamma e papà attendono ogni giorno un segnale positivo. Nicola resta in coma farmacologico, sedato e in condizioni stabili. Speriamo di venire a casa al più presto, sempre con Nicola, che è questo grande, e devo ringraziarci tanto per essere vicini a noi e per pregare tanto per lui sicuramente. Grazie a tutti. Nel frattempo a Barcellona gli investigatori continuano a ricostruire quanto accaduto quella maledetta notte. Le immagini registrate dalle telecamere del locale avrebbero già fornito elementi utili. Diversi dei presenti durante il pestaggio sarebbero stati riconosciuti attraverso i fotogrammi e le indicazioni fornite dagli amici di Nicola. Un passo avanti che potrebbe consentire agli inquirenti di chiudere finalmente il cerchio. Servizio di Marta Zatta e vediamo i funerali, torniamo a Pederoba per i funerali di Donna Lino Bertollo. Quasi 2000 persone hanno seguito la cerimonia dentro ma anche fuori la chiesa, il sacerdote che è morto in un incidente stradale dopo aver accusato un malore. Diamo il saluto che non avremmo voluto dare a Don Lino. Non siamo pronti umanamente a distaccarci da lui. Un addio che nessuna delle poco meno 2000 persone avrebbe voluto dare a Don Lino Bertollo, morto nell'incidente di domenica scorsa lungo la Feltrina a Quero, dove si stava recando per celebrare una messa nella locale casa di riposo. Chiesa gremitissima, quella di Onigo, dove Don Lino era parroco con Pederoba. Così tanta gente che non sono bastate le panchine della Proloco nell'allestimento sul sagrato. E con i fedeli di queste due comunità anche quella di Borghetto, Abbazia Pisani, Peseggia, Gardigiano, Cornuda, oltre ai suoi compaesani di Casoni di Mussolente, dove era nato 66 anni fa. Tutti a ricordare questo sacerdote arrivato all'altare a 32 anni dopo un percorso nella vita laica, come ha ricordato Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, già vescovo di Treviso e poi di Udine. E porto con me l'ultimo saluto che mi ha dato e specialmente il suo sorriso buono e pacato con cui mi ha lasciato. Era il sorriso che avevo conosciuto sul suo volto fin dagli anni di seminario, quando come rettore lo avevo accompagnato al sacerdozio 28 anni fa. Anche per questo il vuoto che ha lasciato repentinamente Don Lino è grande, come ha sottolineato il vescovo di Treviso che ha presieduto la cerimonia.
È un dolore, per così dire, di famiglia. Viene a mancare di colpo, senza preavviso, un padre, un fratello, un amico, un punto di riferimento, una guida, un sostegno nelle tante situazioni della vita che un parroco si trova a condividere con la sua gente. Ecco la sua esperienza d'amore da allora per tutta la sua vita per il Signore non è mai troppo tardi. E proprio in quello stesso 1998, assieme ad alcuni altri, veniva ordinato presbitero anche Don Eddie Savietto, che oggi, 20 agosto, avrebbe compiuto gli anni. Ricordiamo nella preghiera anche lui, assieme ai sacerdoti che ancora giovani il Signore ha chiamato a sé. Toccante al termine della cerimonia il saluto delle nipoti. Caro zio, per tutto il bene che ci hai voluto, per la tua presenza costante in tutti i momenti della nostra vita, siamo sicuri che ora sei tra le braccia del Signore, insieme a tuo fratello Lorenzo e ai tuoi genitori. Aiutaci a superare questo momento di prova. E con l'ultimo saluto delle comunità e dei sacerdoti anche i fiori di tanti bambini a cui ogni settimana faceva catechismo, mentre guardando al grappa la banda all'esterno intonava Il Signore delle Cime. La messa officiata dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, servizio di Lucio Zanato. Un imprenditore dell'Alta Padovana è rimasto ferito nei giorni scorsi mentre lavorava all'interno della sua azienda che è stata chiusa, che era chiusa per la pausa estiva. Un volo di 3 metri mentre stava utilizzando un carrello elevatore. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito mercoledì pomeriggio mentre si trovava all'interno dell'azienda Premetal di San Giorgio in Bosco, di cui è socio titolare. Le cause dell'ennesimo incidente sul lavoro sono ancora sconosciute perché l'uomo al momento del fatto era solo in azienda. A ritrovarlo svenuto e agonizzante a terra l'altro socio con cui aveva appuntamento. È stato lui a chiamare subito i soccorsi che hanno trasportato in elicottero d'urgenza il 72enne in ospedale a Padova, dove è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Nonostante l'azienda fosse chiusa per la pausa estiva, il 72enne si era recato nel capannone per un appuntamento con il socio. Prima però, mentre era ancora solo, è salito sulla cesta del carrello elevatore. Un malore o forse una disattenzione all'origine della caduta dall'alto a circa 3 metri d'altezza. Anche lo Spisal dell'USL 6 è stato attivato per ricostruire quanto è accaduto. E la tragedia di Caorle, un uomo, Giovanni Gusso, 58 anni, ha perso la vita a casa mentre stava regolando la bombola da subacqueo. Ad accorgersi dell'incidente, avvenuto in casa a Ottava Presa, è stato il vicino. Sul posto i familiari che in quel momento erano via, sono accorsi poi i familiari, in quel momento erano via, la zona è stata circoscritta dai vigili del fuoco di Caorle e carabinieri. Esperto del mondo della pesca, Giovanni Gusso era conosciuto anche con il soprannome di Nani Vangeo. Lascia la moglie e le 2 figlie piccole, entrambe sportive, oltre a tanti amici e conoscenti. Il giallo della morte di 2 coniugi a Fara Vicentino, il procuratore di Vicenza ha stabilito che è una morte che non è stata dovuta ad atti di violenza. Si va per esclusione per risolvere il mistero della morte dei coniugi Gianna Cunico e Lanfranco Simonato di Fara. Il medico legale Nicola Pigaiani ha escluso l'ipotesi della violenza commessa da terzi. Così ha riferito ai cronisti il procuratore capo di Vicenza, Giorgio Lino Bruno, perché nessun trauma è stato rinvenuto sul corpo delle vittime. Vittime che erano in avanzato stato di decomposizione. Se l'autopsia allontana la morte violenta per Simonato, 71 anni, e la moglie Gianna di 66, trovati nella loro abitazione di Fara Vicentino il 13 agosto, le indagini hanno fissato il giorno della probabile morte, il 6 agosto, una settimana prima del tragico rinvenimento.
Quel giorno la coppia ha risposto al telefono fisso di casa. I carabinieri sono risaliti alla persona che aveva parlato con la coppia. Del resto, fin da subito gli inquirenti avevano constatato che non c'erano segni di effrazione in casa e che il denaro contante era al suo posto. Dunque la rapina era da escludersi. Se gli investigatori collocano al 7 agosto l'ultimo contatto certo con l'esterno, sono in fase di analisi tabulati e celle telefoniche, mentre i nuovi sopralluoghi compiuti nella villetta in questi giorni dovranno contribuire a sciogliere il mistero sulle cause della duplice morte. In attesa dell'esito dell'autopsia, adesso spetterà alla figlia Federica fissare i funerali dopo che la procura avrà dato il nulla osta per la sepoltura. Servizio di Ivano Tolettini, tra l'altro ci sono problemi causati agli anziani per il gran caldo, vediamo il titolo del Mattino di Padova, il caldo uccide gli anziani, a Padova decessi aumentati del 9%, i dati del Ministero della Salute registrati a luglio e agosto, più colpiti gli ultra 85enni complici le fragilità, non sono ondate ma un'unica cupola di calore, molte ambulanze che vediamo circolare proprio per andare a soccorrere le persone che hanno avuto colpi dovuti al malore. Al calore. Allora vediamo, torniamo su un'intervista di Valentina Visentina a una donna straordinaria, nonna Yolanda, 99 anni, che ha sventato la truffa, la cosiddetta truffa della finta nipote. Vediamo. Chiudere immediatamente e dire chiamo i carabinieri, oppure dire ho un figlio carabiniere e adesso chiamo lui. Yolanda lo dice a gran voce quando arrivano telefonate con richieste di soldi da chi si finge un parente o un avvocato. Ripetere con sicurezza questa frase e riagganciare. Lo ha fatto lei stessa dopo momenti di grande paura. Lunedì pomeriggio una donna che si è finta sua nipote Giulia l'ha chiamata chiedendo denaro e gioielli per acquistare farmaci perché gravemente malata. Richieste incalzanti ed insistenti che stavano mettendo a dura prova l'Arzilla 99enne di Villanova di Campo San Piero. Mi diceva, se non mi dai nonna mi avrai sulla coscienza quando muoio, perché se non mi faccio questo intervento devo morire perché ho tanto male, nonna, ho tanto male, continuava. Il groppo in gola, poi il guizzo. Yolanda chiede di farsi passare il figlio, zio della ragazza. Ho detto, ma non è la sua voce questa? E lui mi ha risposto, mamma, sto piangendo anch'io, ha detto. Continuava così. Nonna Yolanda non ci casca, respinge con determinazione le richieste di denaro, riaggancia tra gli insulti della truffatrice e chiama subito un'altra nipote che la rassicura. Per lei la fine di un incubo. Ho capito alla fine quando che ho telefonato alla sorella di Giulia, che mi ha detto no, la mamma è qui con me, invece diceva che era là all'ospedale con lei, allora mi sono tranquillizzata perché ha detto è qui con me, perciò era qua a San Giorgio delle Pertiche. La 99enne tira un sospiro di sollievo e racconta la sua storia perché spera che nessuno più debba subire truffe da parte di persone senza scrupoli che puntano tutto sul grande amore che i nonni hanno per i loro nipoti e familiari. Resta però l'amarezza. Non è giusto che noi vecchi siamo trattati in questo modo, abbiamo bisogno di vivere e non di essere truffati da vagabondi che girano per le strade. E ora che queste persone che girano truffatori sui paesi dagli anziani, è ora di punirli. L'assedio dei truffatori, ma anche quello dei ladri. Vediamo, una volta tanto ne è stato arrestato uno, è un 28enne di Schio, stava nuovamente rubando nel centro commerciale di Zanè. Sperava che gli andasse bene una seconda volta e invece non è andata così. Il 28enne di Schio è stato arrestato dopo un furto aggravato, un tentativo di fuga e una colluttazione con la polizia locale. Un volto noto, il suo. Gli agenti del consorzio di polizia locale nord-est vicentino di Tiene l'hanno riconosciuto mentre si dirigeva in bicicletta verso il centro commerciale Emisfero di Zanè, proprio dove aveva già rubato 18 bottiglie di superalcolici meno di un mese fa.
La pattuglia allora ha deciso di seguirne gli spostamenti. L'uomo è stato visto uscire da una porta laterale facendo scattare l'allarme del sistema antitaccheggio. Zaino e borsa alla mano, all'interno merce rubata per un valore complessivo di 200 euro, ha recuperato in fretta la bici e ha cercato di allontanarsi. Quando la polizia locale gli ha intimato di fermarsi, ha abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi, ma invano. Dopo un inseguimento di 100 metri, un agente è riuscito a raggiungerlo. Il 28enne avrebbe reagito colpendolo con alcune gomitate e strattonandolo. È stato bloccato, ammanettato e arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di un agente di polizia giudiziaria. Ed è stato inoltre denunciato a piede libero per l'inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Zanè. Adesso si trova agli arresti domiciliari dopo la convalida da parte del giudice del Tribunale di Vicenza. Servizio di Nancy Galdi, vediamo un'altra vicenda dove è intervenuta la Guardia di Finanza. Un cameriere doveva iniziare un lavoro stagionale, era diretto in Riviera del Brenta, ma il suo viaggio si è fermato in stazione a Padova, dove le fiamme gialle gli hanno trovato addosso mezzo chilo di droga. Aveva acquistato online 16 grammi di hashish che si era fatto recapitare direttamente in un hotel a Venezia dove era alloggiato. Nei guai un turista probabilmente di nazionalità tedesca che ha pensato a questo stratagemma per eludere i controlli in aeroporto. Ma la Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato il pacco. In totale sono ben 8 le spedizioni provenienti da Cina, Germania, Olanda, Slovenia e Repubblica Ceca sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso. All'interno dei plichi sono state trovate sostanze stupefacenti, beni contraffatti e anabolizzanti. La maggior parte delle sostanze erano dirette nella Marca trevigiana. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno messo sotto sequestro 20 grammi di cannabinoidi semisintetici ed una sigaretta elettronica con sostanze psicoattive solitamente acquistate da giovanissimi, 47 grammi di metanfetamine utilizzate nei festini, 16 grammi di hashish, 80 fiale e 120 pastiglie di anabolizzanti, oltre a un orologio contraffatto di una nota marca di lusso. Il sequestro, svolto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, rientra nelle attività della Guardia di Finanza per contrastare i traffici illeciti di beni contraffatti e sostanze pericolose a tutela della salute pubblica. Indagini in corso per identificare e denunciare i soggetti che hanno acquistato le sostanze e la merce. Questo era diciamo, il fatto, non il cameriere della Riviera del Brenta, ma 8 pacchi provenienti da Cina, Germania, Olanda e Slovenia che sono stati intercettati e sequestrati sempre comunque dalla Guardia di Finanza di Treviso. Vediamo un maxi sequestro di droga nel Vicentino, 13 kg e 8 etti di hashish che sono stati trovati a Zugliano nascosti nella vegetazione. Maxi sequestro di droga, quasi 14 kg di hashish intercettati dai carabinieri nascosti nella vegetazione. L'operazione, che vede in prima linea il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Thiene, scatta nella frazione di Centrale di Zugliano, lungo l'area rurale di Via Adige. È grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino che i militari entrano in azione. Arrivano sul posto e individuano, accuratamente nascosti ai piedi di un folto arbusto, ben 138 panetti di hashish per un peso totale di 13 kg e 800 grammi. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti. Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, proseguono a ritmo serrato con l'obiettivo di individuare i responsabili dell'ingente carico di sostanze stupefacenti e ricostruire i canali di approvvigionamento della rete criminale. Era Carlo Alberto Inghilleri, vediamo un titolo dal giornale Vicenza: giustizia per mio figlio Andrea, morto a soli 21 anni in un cantiere. Emanuele Canzoniere, il padre del giovane che ha perso la vita a Chioggia nel febbraio 2025, dice al giornale di Vicenza: porterò avanti la mia lotta ad ogni costo. Questa è la foto della vittima. Allora andiamo sul maltempo con la nostra regia, avremo un quadro completo tra poco. Intanto vediamo che cosa era successo ieri tra l'altopiano di Asiago e Bassano del Grappa. Sentiamo.
Dall'afa ai temporali, dalle temperature record anche in quota, alle case scoperchiate dalla violenza del vento. L'altopiano dei 7 comuni fa i conti con gli estremi meteorologici e con i danni causati da una forte perturbazione che ha solcato la conca centrale e l'area est nella notte. Verso le 2 infatti il vento si è incanalato su Asiago, Gallio, Foggia ed Enego, sradicando alberi e facendo volare via i tetti delle case. I danni più importanti vengono registrati proprio nel centro di Foggia, dove le raffiche hanno divelto le coperture di 3 abitazioni. I residenti parlano di 2 colpi di vento fortissimi che hanno letteralmente sollevato le lamiere con cui vengono tradizionalmente coperte le case in quel settore dell'altopiano. I pompieri hanno lavorato fino al mattino successivo per rimuovere le coperture, mentre i proprietari delle abitazioni mettevano in sicurezza quel che rischiava di finire travolto da un'altra ondata di maltempo. La corrente è stata tolta in molte zone del centro anche a causa dei tanti alberi e rami caduti sulle linee elettriche, ma in almeno un caso si è dovuti ricorrere all'interruzione perché le lamiere poggiavano direttamente sui cavi sospesi. Il sindaco Bruno Oro ha sovrinteso le operazioni di messa in sicurezza per tutta la mattinata. A Enego sono stati strappati letteralmente dalle radici centinaia di alberi, alcuni dei quali sono caduti di traverso sulle strade, con tutte le conseguenze del caso per la viabilità minore. Tante le frane e i piccoli smottamenti rimessi in movimento dal maltempo. A Stoccareddo di Gallio le folate hanno sollevato il tetto dei loculi del cimitero della frazione, scagliandolo a decine di metri di distanza. Il municipio ha subito inviato le squadre di operai per coprire la parte interessata, ma l'intervento di sistemazione verrà portato a termine nei prossimi giorni. Hanno lavorato tutta la notte anche le squadre di Asiago. Qui è stato assegnato il compito di liberare le strade ostruite da alberi e rami caduti. Molti sono stati segnalati vicino ai Millepini, all'ingresso del centro storico, mentre nelle contrade sono state coinvolte anche auto in sosta, colpito da un albero per un bus di SVT in sosta notturna. Servizio di Ferdinando Garavello. Vediamo anche l'altra faccia della medaglia, no? Da un lato grandi precipitazioni, danni provocati da vento, da grandine, e poi c'è il problema sempre più evidente della siccità. Maltempo, continua l'ondata di pioggia come era previsto anche qui nel comune di Vicenza, in cui ad oggi insiste l'allerta gialla per rischio idrogeologico, mentre ieri era in atto la fase di allerta arancione che per quanto riguarda appunto il comune di Vicenza aveva fatto scattare la chiusura dei parchi in via precauzionale. Fortunatamente nella notte non sono state riscontrate delle criticità, ma continua a piovere. Da un lato quindi il territorio, mi riferisco a tutta la provincia, fa i conti con la pioggia e dall'altro lato con il lungo periodo di siccità che ha portato numerosi sindaci del Vicentino, in modo particolare dell'Ovest vicentino, ad emanare ordinanze antispreco d'acqua, quindi che limitano l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto. Ordinanze che resteranno in vigore fino ad espressa revoca dei comuni, perché con queste piogge bisognerà anche monitorare quale sarà la situazione delle falde nei prossimi giorni. E proprio a questo proposito noi abbiamo sentito il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, che vi facciamo ascoltare. Nei giorni scorsi, grazie all'intervento di Acque del Campo e alla valutazione da parte loro dell'abbassamento delle falde idriche, abbiamo emesso un'ordinanza antispreco d'acqua che consiste nel divieto dell'irrigazione di giardini, prati, lavaggio privato di auto, l'utilizzo dell'acqua potabile per le piscine. Abbiamo lasciato solo la possibilità nelle ore notturne, quindi da mezzanotte alle 9 della mattina, la possibilità di irrigare gli orti per le persone che insomma per uso privato hanno l'orto. E adesso in questi 2 giorni dove ci sono state queste piogge, valuteremo appunto con Acque del Campo la possibilità di revocarla sempre che le falde acquifere ritornino ai livelli preordinanza. L'ordinanza infatti era temporanea fin tanto che non cambiassero la situazione contingente dell'abbassamento delle falde. Nei prossimi giorni valuteremo la situazione con Acque del Campo e, se sarà il caso, toglieremo l'ordinanza e ritorneremo allo stato di normalità.
Allora, ieri sera, ieri pomeriggio, i nostri inviati Mirko Cavallina e Renzo Rigon sono andati ad Asiago perché Sigfrido Ranucci, il giornalista di Report, era ad Asiago per presentare il suo libro Il ritorno della casta. Ovviamente sono andati ad intervistarlo, c'era tanta gente, vediamo intanto che cosa ci ha detto. L'affetto della gente non mi è mai mancato e devo dire che è la mia energia più grande. Io vedo tanta gente che sta male per quello che sto subendo e sto qui anche per tranquillizzarli e per raccogliere l'energia da loro. Come si va avanti? Con loro, insieme a loro. Questa casta di cui parlavano Stella e Rizzo ormai 20 anni fa non è mai morta. È un concetto di casta diversa, va cercata proprio nella etimologia della parola, pura, che vuole rimanere intoccata, una casta internazionale che si muove con meccanismi anche molto più difficili da interpretare e credo che sia importante avere una consapevolezza, perché lasciare che la propria conoscenza, la propria coscienza venga in qualche modo manipolata attraverso dei mezzi su cui non c'è alcun controllo, non c'è alcun fact-checking è un problema, ma è un problema per il mondo e per i nostri figli e dobbiamo, secondo me, combattere per consegnare un mondo migliore alle nuove generazioni, soprattutto un mondo di pace, perché questo si è ormai perso come obiettivo. Ma c'è una regia dietro al suo attentato? Questo non lo so, ci sono inchieste, però guarda, c'è gente tantissima in fila, fammi lavorare per loro. Ti ringrazio. Grazie. A voi. Insomma, ha evitato di rispondere a una domanda piuttosto scomoda ed è una vicenda sconcertante perché il faccendiere alla Vittola ha messo la bomba davanti a casa di Ranucci provocando grossi danni per consentirgli di avere una scorta maggiore, no? Rispetto a quella di cui è stato dotato il giornalista dopo le minacce che ha ricevuto per dei servizi di Report. L'inchiesta va avanti, ovviamente Ranucci dice resto al mio posto, continuerò a condurre Report. Sentiamo cosa ha detto ieri sempre ad Asiago un altro giornalista molto popolare, Corrado Augias. Credo che Ranucci in sostanza sia una vittima di che? Di una serie di circostanze, di essersi fidato troppo di un personaggio non commendevole, di avere contato eccessivamente sulla sua popolarità, quasi che fosse uno scudo. La mia idea è che è stato un po' ingenuo, che doveva, proprio perché è un grande giornalista investigativo, doveva mantenere una maggiore distanza dai protagonisti e dai fatti. Lui adesso deve resistere, perché ovviamente l'affare da professionale giornalistico si è trasformato in un affare politico e lì sono intervenute delle forze che vanno tenute un po' alla larga. Il giornalista come figura continua a dare fastidio? Molto, molto, perché quella era una trasmissione, l'unica trasmissione investigativa dal punto di vista giornalistico di punta che avesse la RAI e che spero continui ad avere. Stella e Rizzo nel 2007 avevano scritto La casta, ora con lo stesso titolo aggiornato anche Ranucci torna a parlarne, non muore mai. Ma mi ricordo il botto che fece la casta allora, che c'era di mezzo anche Stella. Sì. Vendette 1 milione di copie, una roba, erano altri tempi. No, la casta no, il sistema politico attuale non tollera altra organizzazione che quella che c'è. Cambierà? Io non lo so, lei? Grazie. Grazie a lei. E in platea tra il pubblico c'era anche il dottor Roberto Rigoli, già direttore delle microbiologie del Veneto durante il periodo del Covid, che fu pesantemente attaccato
da Report, direi anche infangato per la questione dei tamponi rapidi. Il dottor Rigoli poi è stato prosciolto da ogni accusa e ieri ad Asiago ha voluto chiederne conto allo stesso Ranucci, chiedendogli anche di dedicargli una puntata del suo programma. Sentiamo. Se lei ammette qui davanti a tutti dell'errore perlomeno di quella trasmissione lì, io sono felice. Ma guardi, io posso ammettere gli errori che vogliamo, ma se lei dice che in quella trasmissione abbiamo detto il falso, non dice il vero, perché noi abbiamo raccontato in quella trasmissione quello che non dice. Poi dopodiché io capisco quello che succede, che chi meglio di me può capirlo in questo momento, no? Quindi. No. Però se lei mi dice che non è vero che abbiamo aggiornato il sito, non dice una cosa vera. È bene che lei spieghi, perché a questo punto... Ora ci vuole un'altra ora di trasmissione. Qui, allora, è bene anche dire che è stato colpito un innocente, questo lei lo sa. È stato oggetto di un'inchiesta una persona che in quel momento era sotto un'inchiesta giudiziaria. Abbiamo cercato di raccontare i fatti. È innocente o non è innocente? Ma secondo la magistratura sì. E secondo lei? Ma secondo me è innocente, se lo dice la magistratura per me è innocente. Però lei capisce che in questo momento io non sono neanche indagato, ma su quello che mi sono messo la bomba da solo, secondo me. No? Cioè, secondo i giornali di suo riferimento. Dottor Rigoli, lei si è alzato in piedi di fronte a Sigfrido Ranucci chiedendogli cosa in merito alle inchieste giornalistiche che l'hanno riguardata. Siccome lui ha affermato che nelle loro inchieste hanno sempre affermato la verità, io ho fatto segno di no, perché in realtà la stessa sentenza del processo mio ammette che quello che è stato detto non è vero. Lei cosa chiederebbe? Una scusa pubblica, un'ammissione? No, io non chiedo niente, io voglio che lui riconosca questo, ma soprattutto quello che ho detto è che sono solidale con sua figlia, perché la sofferenza che probabilmente sta vivendo sua figlia l'ha vissuta mia figlia, la mia famiglia, e quindi non auguro a nessuno di vivere per 3 anni quello che ho vissuto io e quello che ha vissuto la mia famiglia. Tutto qua, è l'unica cosa che ho dentro, non ho rancore, ho solo tristezza e voglio che queste cose non accadano. Ranucci ha detto, rispondendole, se la magistratura ha detto che lei, dottor Rigoli, è innocente, anch'io penso che sono innocente. Le basta questo? Che faccia una trasmissione lunga e nei contenuti pari e uguale a quella che ha fatto, con invece i nuovi contenuti, che dica la verità. Noi dobbiamo abituarci a comprendere che ognuno può sbagliare anche Ranucci. E diciamo che il giornalismo di inchiesta è un giornalismo che mi appassiona, che voglio che continui, che serve per i cittadini. L'importante è che quando ci si sbaglia ci si ferma e si fa una trasmissione dicendo che si è sbagliato. Tutto qua. E io auguro a tutti i giornalisti che fanno il giornalismo di inchiesta di andare avanti, di mettere tutta l'energia. Ma attenzione, quando si sbaglia bisogna dirlo. Ecco questo. Ottimo il lavoro ieri di Mirko Cavallina e di Renzo Rigona ad Asiago, che poi hanno sentito anche alcune persone che erano andate ad ascoltare Ranucci. Sentiamo. Lui ha detto che non può dire niente perché la RAI glielo proibisce, ma io penso che lui cosa può farci? Cioè, questa mi sembra tutta una macchinazione operata da qualcuno. Direi che lui proprio è lì che subisce e basta. Il giornalista di-inchiesta deve molto stare attento a salvaguardare la sua credibilità e con certe amicizie vengono dubbi. Secondo me lui non ha nessuna colpa, però per carità è tutto da dimostrare. Sono curioso di vedere con che faccia si presenta. Cosa si aspetta? Non lo so. Lo considero uno contraddittorio. Perché? Perché non mi faccia dire, ma uno che ha fatto il censore fino adesso e adesso si trova nei panni del censurabile quantomeno. Stanno ancora discutendo adesso, no? Cioè sì, starò a vedere.
diciamo che quantomeno non sa scegliersi gli amici, ecco. Intanto sono curioso di conoscere, perché spesso lo sento alla televisione e quindi sono anche molto appassionato per una persona preparato, intelligente. Volevo anche capire direttamente questa persona che mi pare adesso molto, molto discussa, ecco, no? E quindi volevo anche capire di più, anche se a me pare che intanto io penso che, spero continui intanto quel lavoro che continui alla RAI, continui intanto, penso, no? Andiamo in pubblicità con i nostri registi Edoardo Paris e Tommaso Migotta, tra poco state con noi. Torniamo sul maltempo, perché è stata un'ondata violenta quella di ieri, particolarmente colpito l'altopiano di Asiago, ma insomma tutto il Bassanese. Andiamo da Mirko Cavallin. A te, Mirko. Buongiorno da Valbrenta, località Corlo. Siamo appena a valle del lago artificiale con la diga e la centrale elettrica dell'Enel. Quelli che vedete sono gli effetti del maltempo che circa 24 ore fa è passato in questa valle. C'era l'allerta arancione della regione e molta parte, quella più violenta, dei temporali e della perturbazione del primo passaggio si è scaricato appunto della fascia prealpina, proprio qui al confine tra le province di Vicenza, di Belluno e di Trento. Tanti sono gli alberi caduti, appunto, che hanno costretto il comune a interrompere, ovviamente con un'ordinanza, la circolazione stradale, una strada utilizzata soprattutto dai residenti di questa zona. Bisognerà aspettare la prossima settimana, a quanto pare, per ripristinare, dopo il passaggio anche di questa ondata di maltempo ancora in atto, per ripristinare la sicurezza, tagliare gli alberi e rimettere in sicurezza tutto il fronte della parte della montagna, appunto, che ha subito questi smottamenti con la caduta degli alberi. Le prime piogge e anche il forte vento hanno provocato questo effetto. Altri effetti anche sull'altra sponda, la sponda destra, in località Incino, dove alcuni massi sono caduti in una strada che comunque è già chiusa da tempo al traffico veicolare. Qui siamo proprio vicini alla Valbrenta e alla statale 47, che adesso è più difficilmente raggiungibile, se non con un'altra ordinanza attraverso l'abitato di Cismon. Nei prossimi giorni, appunto, il comune con il Genio interverrà per ripristinare la situazione e mettere in sicurezza quest'area. Grazie a Mirko Cavallin. Come vi abbiamo detto l'altra sera, notizie pubblicate dal Financial Times parlano dei propositi di Teheran, degli ayatollah, di colpire le basi americane in Europa. Ovviamente è scattata subito l'allerta anche qui in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, dove c'è la base militare americana di Aviano. È ovvio che stiamo un po' verificando le informazioni che si stanno veicolando attraverso i media. È ovvio che la tematica è ben monitorata. Se effettivamente ci saranno degli elementi innovativi, ci confronteremo subito con le istituzioni competenti. È naturale che noi come istituzione abbiamo come nostro primo interlocutore qui gli ottimi rapporti con il comando della base USAF, e quindi insomma sarà il nostro primo passaggio qualora vi fossero delle novità. Commenta così la situazione sul territorio il sindaco di Aviano Paolo Tassanzanin, dopo la notizia emersa da fonti del quotidiano britannico Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando ritorsioni contro obiettivi militari statunitensi nell'Europa sudorientale in caso di un'intensificazione del conflitto da parte di Donald Trump. Un'eventualità che in Friuli Venezia Giulia ha riacceso i riflettori sui possibili rischi legati alla presenza americana nella base aerea di Aviano. Ogni volta che vengono veicolate queste informazioni, il nostro primo compito è quello di perimetrarle correttamente, perché si parla ovviamente di percorsi tramite i media. Ovviamente i canali ufficiali hanno alle volte anche valutazioni diverse. Stiamo facendo questo. Ovviamente quindi ad oggi, come sempre, siamo in vigile attenzione. Questa è la miglior posizione che abbiamo in questo momento. Tra la popolazione c'è chi conferma di essere tranquillo rispetto alle ultime notizie e chi invece si definisce mediamente preoccupato. È da anni che dicono, minacciano questa base qua, ma
siamo sempre tranquilli. No? Non è sicuramente la prima volta che la base di Aviano con l'Iran o qualcun altro, però non la viviamo con molta preoccupazione, almeno io non la vivo con molta preoccupazione. Ma sono mediamente preoccupata come da sempre, non è il titolo del giornale di oggi che ci preoccupa di più o di meno, è una presenza ingombrante. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, alla Versiliana, insieme al segretario della Lega della Lombardia, Massimiliano Romeo, ha chiesto una gestione collegiale del partito, quindi sostenendo che attualmente la Lega non sta andando nella giusta direzione, deve tornare ad essere più vicina al territorio, alle persone, ad essere più identitaria. E ovviamente Salvini sta valutando se dare udienza ai governatori. C'è anche Zaia che chiedono di poter intervenire in questo modo. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, tra gli altri ospiti c'era Fabiano Barbisan che è stato nella Lega per molti anni. Sentiamo. Regione, ho stravinto tutto il territorio. Tutti i sindaci che in qualche modo rispondevano e sono stati accontentati poi con le loro richieste. Cosa è successo negli ultimi 3 anni? Non lo so, perché forse diventavo troppo potente, che ne so cosa è passato nella testa di qualcuno, dico anche dei giovani, perché invece di imparare, qualcuno mi sta ancora vicino, dicevano ma no dai vediamo, compagnia bella, cambiamo. Vabbè, io mi sono tolto perché stare in un gruppo, in un partito, pur con tanti amici, che ringrazio ancora il Presidente Zaia per quello che abbiamo ottenuto nel territorio, perché ricordo tutta la sanità, l'ASL 4, la migliore ASL della regione, tra l'altro come gestione, come ricavato, diciamo, perché alla fine servono i fondi, servono le risorse. Una ASL a confine con una regione a statuto speciale, quindi non una cosa proprio normale. Dopodiché siamo partiti per la tangente e il partito ha mollato, insomma, era un peso e il peso si è tolto, basta, chiuso. Adesso dove vanno? C'è l'unico partito che espelle i militanti. Questo io gliel'ho detto anche al capogruppo che era qua qualche un mese fa. Cioè, l'unico partito che è espulso. Ma espelle chi? Ma chi espelli? Ma quelli che hanno l'esperienza? Quelli, come diceva, fa un esempio per inciso, quello che ha fatto il militare, quello che ti insegna a vivere, quello che ha vinto sui territori, è quello che ti dà le indicazioni per vincere, per portare avanti. Lo sfogo di Fabiano Barbisan ieri sera a Focus. Vediamo invece la bufera nella maggioranza a Bassano del Grappa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia avvisa il sindaco Nicola Finco che non sarà più tollerata l'esclusione di Elena Pavan dalle riunioni di maggioranza. Sicuramente alla ripresa dei lavori a settembre si riprenderanno le riunioni del gruppo di maggioranza. A queste riunioni parteciperà evidentemente anche la nostra Elena Pavan. Le parole sono felpate, ma il contenuto è irremovibile. Stefano Giunta, capogruppo di Fratelli d'Italia, alza il tiro contro il sindaco leghista Nicola Finco. Denuncia un problema di metodo nella maggioranza che dal 2024 guida il comune di Bassano. L'esclusione dell'ex sindaco Elena Pavan dalla stanza dei bottoni della maggioranza non sarà più tollerata, pena l'apertura formale della crisi. Giunta ricorda a Finco che Fratelli d'Italia è stato determinante per l'elezione a sindaco di Nicola Finco. E si è aggravata nell'ultimo periodo, continuiamo noi a non comprendere questa situazione, confidiamo che il sindaco
e il resto della maggioranza possano comprendere la necessità che un'alleanza di governo è tale se c'è condivisione di obiettivi e di programmi e se non ci sono ostracismi. Fratelli d'Italia. Ma perciò è una questione politica programmatica o è una questione di tipo personalistico? Sul tappeto c'è da 1 anno e mezzo a questa parte la impossibilità da parte di Elena Pavan, iscritta a Fratelli d'Italia, di partecipare alle riunioni di maggioranza. Non c'è ragione per cui un consigliere di Fratelli d'Italia non possa partecipare alle riunioni di maggioranza, tanto più che poi in Consiglio Comunale interviene e vota a favore della maggioranza. E ribadisce che in politica con i numeri non si scherza. Fratelli d'Italia rappresenta l'elemento di maggioranza relativa. Fratelli d'Italia è quello che ha più voti all'interno del pacchetto delle 5 liste che appoggiano il sindaco Finco. Che cosa risponderà il primo cittadino a questa presa di posizione così netta di Fratelli d'Italia? Lo vedremo. Il servizio di Ivano Tolettini. E in vista delle prossime elezioni del Presidente della provincia di Padova, il Partito Democratico entra nella discussione e lancia un ultimatum al centrodestra per cercare un'intesa sul nome del candidato. L'ultimatum del PD padovano al centrodestra arriva sotto forma di un documento politico al termine della direzione provinciale in vista dell'elezione del presidente della provincia di Padova prevista per il prossimo 15 settembre. Il Partito Democratico chiede continuità proseguendo la strada tracciata negli ultimi anni con il mandato di Sergio Giordani, un modello di governo unitario e plurale dell'ente di secondo livello fondato sulla collaborazione tra le varie anime politiche. Abbiamo ribadito da subito che il percorso finora fatto è un modello da perseguire anche in futuro ed è una delle condizioni che anche lo stesso presidente uscente ha posto sul tavolo. Ora, in questo momento in cui ancora il centrodestra non ha espresso unitariamente un nome e spetta al centrodestra a esprimerlo, ci lascia perplessi e quantomeno noi abbiamo voluto ribadire che sui temi e sui ruoli il centrosinistra deve e vuole svolgere un ruolo da protagonista in un percorso, ripeto, unitario e condiviso come è stato fino adesso. Anche se non nominato, il PD sottintende dunque il nome di Daniele Canella, candidato leghista di San Giorgio delle Pertiche, vice di Giordani in provincia, nome che però è stato congelato dal direttivo leghista che ha avanzato anche la candidatura del sindaco di Mestrino Marco Agostini. Siamo di fronte ad uno stallo, è evidente, uno stallo che è opera di un centrodestra che non ha ancora sciolto le riserve rispetto a un candidato unitario che possa rivestire questo ruolo. Parlo di centrodestra, ma nello specifico, insomma, lo sappiamo, è evidente a tutti il dilemma è tutto in casa Lega. Il centro-sinistra padovano vuole partecipare al governo dell'ente, per questo la convergenza su una candidatura espressione del centrodestra non può configurarsi come una semplice adesione ad una scelta assunta unilateralmente, si legge nel documento della direzione provinciale del PD, ma deve essere parte di un'intesa politica complessiva. Non possiamo assolutamente lasciare solo al centrodestra la gestione dei temi importanti che sono in capo alla provincia, quindi ancora una volta ribadiamo la volontà di poter collaborare insieme in un percorso unitario e fecondo per il bene delle nostre comunità. Una notizia appena pubblicata dal Mattino di Padova: Este inserisce male il freno a mano e l'auto lo schiaccia in garage. Morto sul colpo, la tragedia in via Taddeo d'Este, l'auto è piombata dalla rampa del garage e ha travolto un 88enne, morto schiacciato contro il basculante. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo da voi. Un gruppo di alpini è partito questa mattina da Conegliano in bicicletta diretto nella Repubblica Ceca, un viaggio all'insegna della memoria, ma ci racconta tutto Lucio Zanato.
Sì, siamo in Piazza Cima a Conegliano per un evento davvero particolare. Parte questa mattina una staffetta che veramente viaggerà nella storia e nella memoria. Cominciamo con il responsabile Andrea Michelet. Ci vuole raccontare questa, avventura? Sì, questa è l'ultima avventura nata quest'anno, ne abbiamo fatte diverse sempre per commemorare e ringraziare i nostri defunti, la gente che ci ha dato la possibilità di avere questa libertà oggi. Andiamo su Milovice perché primo... Milovice dove si trova? Milovice è in Repubblica Ceca. Primo perché è gemellata con il comune di Conegliano. Secondo perché gli alpini, grazie al signor Chies Lino, sono andati su a ristrutturare questo cimitero italiano dove ci sono 5.300 morti italiani e noi vogliamo ripercorrere per modo di dire, andiamo a ringraziare, a commemorare questa mancanza di persone. Grazie. Allora andiamo da Lino Chies. Lino Chies, come ha saputo di questa storia? Ho saputo andando a trovare un mio amico che era console di Praga. Eravamo compagni di scuola e a un certo punto mi dice: vieni che ti faccio vedere una cosa. E mi ha portato a Milovice, al che l'ho guardato e ho detto: ma Pino, non ti vergogni? Perché cosa c'era a Milovice? Tutto del peggio che puoi immaginare. C'era anche un mezzo carro armato russo dentro in questo cimitero. Le croci erano tutte di legno buttate giù, marce, un disordine spaventoso, l'erba alta, rovi, non c'era la strada di accesso. E lei si è impegnato con Io e lui, sì, più lui che io, perché lui era sul posto. E quindi lì avete rimesso a posto questo cimitero dimenticato? L'abbiamo tirato come re di Puglia. Abbiamo messo tutte le croci di marmo bianco che abbiamo fatto fare qua a Treviso. Siamo andati a questo dappertutto per i soldi. Abbiamo fatto le pulizie e insomma vedrete come. Ecco, e tutto questo per non dimenticare questi 5.300 caduti della Prima Guerra Mondiale, mi pare. Sì, e non sono pochi. Non sono pochi, ma soprattutto sono dimenticati. Sindaco Chies, invece voi siete gemellati con questa città. Perché questo gemellaggio? Il gemellaggio nasce proprio da questa bella storia che ci è appena stata raccontata, una storia di sofferenza, una storia di tante persone che purtroppo non sono tornate, persone che hanno sofferto tantissimo, che erano state dimenticate. Gli alpini le hanno recuperate e devo dire che oggi per noi veder partire Michelet e gli alei azzurri da Piazza Cima per ricordare ancora una volta questa triste storia è un motivo di grande orgoglio, per cui li ringraziamo davvero, perché con loro va tutta Conegliano, va tutto il nostro territorio, vanno tutte quelle persone che non vogliono dimenticare. Grazie Sindaco. Per ultimo il Presidente degli Alpini qui di Conegliano, della sezione di Conegliano. Presidente, gli alpini ci sono sempre e soprattutto quando si tratta di non dimenticare. Sì, certamente. Quando mesi fa il signor Sindaco aveva fatto questa iniziativa di questi ciclisti, sono stato veramente contento e entusiasmo di collaborare e di partecipare. Oggi siamo qui, loro sono pronti a partire e soprattutto perché vanno in un luogo, loro non sono nuovi a queste avventure, vanno su un luogo di memoria, di ricordo, come è stato detto, che è stato ripristinato dopo tanti anni che era stato abbandonato. Lì ci sono migliaia e migliaia dei nostri soldati che erano dimenticati e oggi sono ricordati e quando arrivano loro sono ricordati ancora meglio perché l'Italia è con loro. Un po' come facciamo noi col Bosco delle Pedemozze. Esatto, ricordo come facciamo noi, che fra una settimana, il 30 di agosto, ci sarà la cerimonia solenne su al Bosco del Pedemozze. Questo luogo bellissimo di ricordo e di memoria che va ricordato e sempre non andrà mai dimenticato. Grazie, da Conegliano è tutto, linea allo studio. Grazie a te Lucio Zanato e a tutti i suoi ospiti e vediamo dopo la straordinaria prestazione agli europei di Monaco di luglio, la squadra delle donne che hanno subito interventi al seno a causa di tumori è pronta a partire per la Francia, dove parteciperà al Dragon Boat Festival 2026. 1, 2, 3, Francia!
Siamo pronte, siamo molto emozionate di andare a questo Festival Mondiale delle Donne in Rosa che si terrà appunto in Francia, a Aix-les-Bains, dal 24 al 30 agosto. Questo festival è il festival rappresentativo di tutte le donne in rosa, è proprio esclusivo per le donne in rosa, le donne operate di tumore al seno che praticano il Dragon Boat. Tutte in rosa, animate dallo spirito delle lottatrici e dalla voglia di stare insieme. Sono pronte a partire per la Francia, 52 atlete dell'associazione Ugo che parteciperanno dal 24 al 30 agosto sul lago del Bourget a Aix-les-Bains all'IBCPC Dragon Boat Festival 2026, organizzato ogni 4 anni. Se è una storia di malattia, il tumore al seno, quella che le ha fatte incontrare, la sfida del Dragon Boat unisce queste donne in una comune volontà di rinascita. Alla 6 giorni francese parteciperanno 4.500 donne da 25 paesi del mondo, 141 gli equipaggi pronti a scendere in acqua, 11 gli italiani, 2 gli equipaggi Ugo che a pagaiare con loro avranno come sempre compagne speciali. Portiamo sempre con noi le nostre ragazze, le nostre amiche. Purtroppo noi abbiamo avuto in questi 11 anni 7 amiche che ci hanno lasciato solo fisicamente però, perché il cuore e la loro anima è sempre con noi. Tutta la città di Padova, che l'ha volute salutare prima della partenza, farà il tifo per le donne Ugo che dal 2015 si allenano sul Bacchiglione, accolte dalla società Canottieri Padova, e a loro il suggerimento di uno che di canoa se ne intende, il campione olimpico Rossano Galtarossa. Non può mancare il divertimento, se questo manca secondo me si sta sbagliando qualcosa, e quindi io dico è giusto, vedo l'approccio che hanno, le osservo quotidianamente alla Canottieri quando vengono ad allenarsi e vedo che hanno un bel carattere, sono pronte, ma bisogna divertirsi perché bisogna essere contenti di quello che si fa. Servizio di Chiara Gaiani, una bambina della Striscia di Gaza, ospite a Padova con la mamma e il fratellino. Una festa di compleanno tra le farfalle per la piccola Batul che ha compiuto 7 anni. Batul arriva da Gaza ed è a Padova insieme alla sua mamma e al fratellino che è stato curato per le ferite riportate durante un'esplosione di una bomba che ha ucciso il papà e il fratello maggiore. Grazie all'interessamento del sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, e alla direzione del Butterfly Ark, la bambina ha festeggiato il suo compleanno nella casa delle farfalle. Insieme a lei altri 32 palestinesi accolti a Padova dal febbraio 2025 grazie all'associazione Padova Abbraccia i Bambini, che ha avviato un percorso di accoglienza a minori vittime di guerra. Per Batul, dolci palestinesi preparati dalla sua mamma, e poi grazie alla guida ad un interprete la visita del Bosco delle Fate tra le numerose specie di farfalle presenti nella storica struttura di Montegrotto Terme, tanto amata dai bambini. Così Valentina Visentin, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:20. Luca Barel, Paolo Benvenu, Anna Brondino, Roberto Caon, Mario Fabris, Emanuele Munari, Ivan Palasgo e Shane Proshka. Grazie a tutti, ai nostri registi Edoardo Paris e Tommaso Migot, e buona giornata.